Sicilia, notizie. Con i trattori e i camion in strada non si ferma la protesta di agricoltori e allevatori. A Castelvetrano oltre 50 cingolati arrivati dal Belice contro rincari, tasse e politiche europee. Pagati i primi assegni di inclusione, oltre la metà in Campania e in Sicilia. È ancora possibile fare richiesta del sussidio che ha sostituito il reddito di cittadinanza. Allarme crack e violenza. A Palermo le istituzioni puntano il dito contro la preoccupante diffusione in città dell'alcol e delle nuove droghe sintetiche. Un incendio ha distrutto il lido sud di Marina di Modica. Il litorale ibleo perde lo chalet che da oltre 30 anni era parte integrante di quel territorio. A Catania migliorano le condizioni dell'uomo rimasto ferito per una fuga di gas nella sua abitazione di Cibali. L'esplosione ripropone il problema della sicurezza degli impianti. Sant'Agata e l'amore per la sua città nel santuario del carcere di Catania, la scritta che ricorda uno dei miracoli della martire. Anche la Sicilia piange Sandra Milo, la Sandrocchia musa di Fellini, l'attrice dalla carriera straordinaria, era nata a Tunisi da padre siciliano, tra i suoi sogni salire sull'Etna. Calcio, primi fischi al Massimino per il Catania dopo il brutto pari contro il Monopoli, squadra slegata e inefficace. Non potevamo non celebrare. No, che emozione, che emozione. All'indomani della vittoria, così sui social anche il presidente Mattarella in arancione si complimenta col campione, si sprecano le vignette sulla somiglianza con Rocco Siffredi, le battute sugli auguri di Salvini, i meme su quell'italianità di San Candido che sempre Italia è. Un fenomeno che non si vedeva dai tempi per la libertà che gli hanno dato, anche quella di andare via da casa a 13 anni. Dal nuovo re del tennis una lezione di umiltà, il lavoro non è finito, dice, anzi. Complimenti ancora a questo campione. Adesso le notizie dalla nostra regione. In Sicilia non si ferma la protesta di agricoltori e allevatori. È stata una domenica di manifestazioni, in particolare a Castelvetrano. Oltre 50 i cingolati arrivati dal Belice contro rincari, tasse e politiche europee. Marco Gullà. In Sicilia weekend di proteste di agricoltori e allevatori. Oltre 50 trattori provenienti dalla Valle del Belice e dallo Jato hanno raggiunto Castelvetrano. La protesta è iniziata vicino al centro commerciale Belicittà, dove i mezzi agricoli sono rimasti esposti con striscioni e bandiere fino alle 22 di domenica. Tra i mezzi anche un carrello con una bara da funerale con su scritto "La viticoltura è morta". L'agricoltura è in ginocchio, la politica è assolutamente inconsistente e incapace di gestire queste criticità. I nostri rappresentanti sindacali sono collusi alla politica, per cui scendiamo nelle piazze, per cui dobbiamo protestare, facciamoci sentire e dovremo ottenere assolutamente quelli che sono i nostri diritti di persone che lavorano, producono reddito, manutengono il territorio e soprattutto tutelano la salute delle persone. Proteste che abbracciano tutte le province siciliane. Qualche giorno fa agricoltori e allevatori avevano sfilato lungo la Palermo-Sciacca. Prossimo step giovedì a Mazzara del Vallo. Erogati i primi assegni di inclusione, oltre la metà già pagati in Campania e in Sicilia. È ancora possibile fare la richiesta del sussidio che ha sostituito il reddito di cittadinanza. Luca Ciliberti. Penso di rientrare, devo presentare l'assegno di inclusione. Questo è l'SMS che hanno ricevuto i primi beneficiari del nuovo assegno di inclusione. Già ricevuto, prendevo il reddito di cittadinanza e poi abbiamo sviluppato le pratiche per l'assegno di inclusione. È di più o di meno? No, è uguale. Devo sbrigare le carte per l'assegno di inclusione. Pensa di avere le caratteristiche? Spero di sì. Anche perché fino ad oggi non ho mai preso nulla, quindi spero che qualcosa ci riservi con 2 bambini minori. Da venerdì scorso sono stati erogati i primi pagamenti che riguardano circa 287.000 famiglie in tutta Italia. In Sicilia e Campania, le regioni con maggiori domande, sono state erogate più della metà delle richieste. L'importo medio è 645,84 euro.
L'INPS ha rivelato i primi numeri sulla misura che ha sostituito il reddito di cittadinanza, spiegando che su oltre 446.000 richieste arrivate entro i primi giorni di gennaio e lavorate, più di 117.000 sono state respinte per mancanza di requisiti, oltre una su 4, circa il 26%, a causa soprattutto dell'esito negativo sopra la soglia del DSU, dichiarazione sostitutiva unica, del superamento delle soglie del reddito e dell'omessa dichiarazione dell'attività lavorativa. Quelli che sono stati presentati dal 18 fino al giorno 8 di gennaio sono stati erogati i pagamenti il giorno 26 di gennaio. Quelli che sono stati fatti dopo saranno erogati il giorno 15 di febbraio. Dai controlli preventivi effettuati è emerso che oltre 12.000 domande necessitano di un supplemento di istruttoria. Per i ritardatari aventi diritto al sostegno invece c'è ancora tempo per presentare le domande. Sì, ancora sì. Chi ne ha diritto? Ne ha diritto chi ha un ISEE sotto i 9.000 euro, chi ha una persona con una disabilità a carico, oltre i sessantenni, chi ha i figli minori. D'allarme violenza giovanile a Palermo, tutte le istituzioni adesso lanciano appelli, dall'arcivescovo Lorefice al procuratore generale Lia Sava, una violenza che ha per incubazione l'alcol e le nuove droghe sintetiche che a Palermo circolano in modo preoccupante. Manlio Viola. Droga e alcol sono le due pesti del nuovo millennio, due pesti che stanno uccidendo i nostri giovani. È un allarme accorato quello che viene da più istituzioni e che riguarda la violenza giovanile che Palermo sta vivendo sulla propria pelle. Appena ieri l'ennesima rissa nei pressi di un centro commerciale. Negli ultimi mesi ben 2 omicidi maturati nelle aree della Movida, un terzo, quello di un buttadentro di un locale che alla Movida è ricollegabile in via indiretta. E poi risse su risse, ogni fine settimana, anche di settimana, aggressioni anche di giorno per futili motivi nei confronti di anziani o famiglia. La colpa se i nostri giovani sono violenti è anche e soprattutto nostra, dice l'arcivescovo Corrado Lorefice. I ragazzi apprendono il nostro esempio e se noi siamo violenti con le parole e con i fatti loro rispondono in maniera esponenziale. Ma c'è un allarme droga, soprattutto sintetica. Palermo mostra una terribile circolazione di crack, la nuova droga che brucia il cervello. Le droghe uccidono i nostri figli, dice il procuratore generale di Palermo Lia Sava. Salviamoli è il suo appello accorato, un appello che lancia all'inaugurazione dell'anno giudiziario indossando la toga ma mostrandosi oltre quella toga. Ma per i servizi di recupero, i SERT, il problema non è soltanto la droga. I giovani mescolano droghe vere e medicinali con alcol. Lo hanno imparato durante il lockdown, il momento in cui questo disagio ha iniziato a covare sotto la cenere, è stato soffocato per poi esplodere quando il mondo è tornato a vivere. E adesso per porre rimedio servono le azioni di tutti, serve la repressione, serve la prevenzione, ma serve anche l'ascolto, sperando di sedare questo odio irrazionale almeno nei prossimi anni. Processo per corruzione, il cosiddetto sistema montante. Il Tribunale di Caltanissetta ha emesso sentenza di prescrizione per il governatore Schifani relativamente ai reati di concorso esterno in associazione a delinquere e rivelazione di segreti d'ufficio. Schifani ha accettato la prescrizione. Ragusa, divieto di avvicinamento alla compagna con applicazione del braccialetto per un giovane accusato di maltrattamenti in famiglia. L'uomo con cadenza giornaliera ha aggredito, minacciato di morte e vessato la donna. La vittima ha sporto denuncia. Un incendio ha distrutto il lido sud di Marina di Modica. Lo chalet faceva parte da oltre 30 anni del litorale ibleo, una perdita per il territorio su cui le indagini dovranno fare chiarezza. Laura Curella. Un incendio divampato domenica notte ha distrutto il lido sud di Marina di Modica. La struttura in legno è andata completamente bruciata e una bombola è esplosa senza recare ulteriori danni a cose o persone. Sul posto sono intervenuti gli agenti di polizia di Modica e i vigili del fuoco che hanno lavorato molte ore per spegnere le fiamme. Sono ancora in corso i rilievi della polizia scientifica e questa mattina si è svolto un primo sopralluogo alla presenza dell'amministrazione comunale e di Confcommercio. Siamo fortemente colpiti come amministrazione da questo atto vandalico, doloso, evidentemente doloso, delittuoso. La proprietà ora veramente non sa cosa fare, non sa se ricominciare, se ripartire. Dobbiamo infatti come comunità e come attività imprenditoriali stringerci attorno a loro, fare squadra per ripartire tutti insieme. Lo chalet era presente da oltre 30 anni sul litorale ibleo ed erano in corso delle trattative per un cambio di proprietà. Nell'estate del 2014, sempre a Marina di Modica, un altro chalet era stato distrutto nel medesimo modo.
Catania, migliorano le condizioni dell'uomo rimasto ustionato per una fuga di gas da una stufa nella sua abitazione di Cibali. L'esplosione ripropone il problema della sicurezza. Al microfono di Tonino De Mana i suggerimenti di un soccorritore. Si possono considerare miracolati Mario e i suoi 3 figli, scampati da una tremenda esplosione causata da una fuga di gas che ha sventrato la veranda a piano terra di un'abitazione di via Maltese nel rione Cibali. L'uomo ha riportato ustioni di secondo e terzo grado in diverse parti del corpo ed è ricoverato all'ospedale Cannizzaro. Il peggio sembra passato, tanto che la moglie può tirare un sospiro di sollievo. Mio marito sta meglio, piano piano sta migliorando, grazie a Dio è stato un miracolo. E quindi meno male che adesso le possiamo raccontare. Però... Un'esplosione violentissima, tra l'altro oltre a suo marito c'erano anche 3 bambini in casa. Sì, c'erano anche i miei figli e ringraziando a Dio erano in un'altra stanza. I danni sono visibili, ma perché accadono questo tipo di esplosioni e soprattutto cosa fare in questi casi? Risponde per noi il vigile del fuoco Carmelo Barbagallo. Per prevenire ovviamente ci devono essere delle accortezze, quali la manutenzione dell'impianto, quale il cambiare il tubo del gas perché ha una scadenza. Ovviamente se sono perdite interrate sono molto più pericolose perché si vanno a creare delle sacche, così come è avvenuto a Ravanusa ad esempio, facciamo un esempio, potrebbero causare dei danni non indifferenti. Nell'immediato cosa fare? Sicuramente areare gli ambienti, ripeto, avvertire il 112 e l'azienda del gas qualora ci fosse il metano, non avere paura e non affrettarsi ad esempio a staccare o accendere la luce perché potrebbe causare inneschi. La prima cosa da fare sicuramente è, se è metano e va in aria, è areare sempre e comunque la zona, avere molta calma, non scappare e lasciare la perdita di gas e avvisare gli organi competenti. La prudenza non è mai troppa, ma è fondamentale anche una buona dose di sangue freddo per fronteggiare l'emergenza. Un uomo di 35 anni, originario della Tunisia, è disperso in mare da ieri pomeriggio nella zona di Punta Braccetto, nel Ragusano. L'uomo, a quanto pare, è caduto in acqua mentre scattava un selfie. A Messina è iniziate questa mattina le operazioni di demolizione e bonifica di un'altra delle favelas della città, a Camaro. Al posto delle baracche sorgerà un parco urbano. Francesco Triolo. Non c'è stato il colpo di teatro di Cateno De Luca come la prima volta, ma l'inizio delle operazioni di bonifica e abbattimento delle baracche di Camaro Sottomontagna possono essere comunque salutate come un fatto storico per Messina e il sindaco Federico Basie lo ha detto a chiare lettere. Gli interventi si protrarranno per 45 giorni, le demolizioni non saranno semplici vista la presenza dell'amianto e la vicinanza con altre abitazioni. Da eliminare ci sono 700 metri cubi di amianto e tonnellate di cemento. Decine di anni di disperazione e di speranza dovranno in questi giorni essere monitorati anche i livelli di presenza delle polveri d'amianto. A quel punto infatti scatterebbero delle speciali procedure. Le 18 famiglie che ci vivevano sono state trasferite negli appartamenti acquistati dalla struttura commissariale retta dal subcommissario Marcello Scuria. Al posto delle favelas sorgeranno una piazza alberata ed un parcheggio. Quest'area, così come altre, acquisteranno presto una fisionomia diversa. A qualche centinaio di metri, sempre a Camaro, sorgeranno un centro diurno per anziani ed un'area attrezzata con giochi per i bambini. Il 2024 per Messina sarà l'anno più importante per il piano di risanamento della città. Tra poco meno di 2 mesi le ruspe entreranno in azione anche al rione Catanoso. Per parlare però di ultima baracca da abbattere, ha detto il subcommissario straordinario, occorrerà attendere il 2027. Ferro e cemento nei fondali di Marina Curta. La Guardia Costiera di Lipari ha rimosso 27 tonnellate di rifiuti. Gli operatori subacquei hanno riportato in superficie questi blocchi di cemento che vedete adesso, collegati ad una serie di sistemi di ormeggio non regolamentari, restituendo alla comunità così ben 4.800 metri quadrati di area demaniale marittima. Non offendere la patria di Agata perché è vendicatrice di ogni ingiustizia. Oggi vi mostriamo una scritta che ci ricorda uno dei tanti miracoli attribuiti alla patrona della città e il suo legame con i suoi concittadini. Adelaide Barbagallo. C'è un luogo particolare all'interno del santuario Sant'Agata al Carcere, un piccolo museo che custodisce alcuni reperti. Tra i più interessanti una parte della cassa in legno che servì per il trasporto delle reliquie della martire durante il viaggio di ritorno da Costantinopoli. In questa cartina possiamo vedere le tappe del lungo tragitto.
Salendo però una piccola scaletta si arriva alla cantoria, da dove si può ammirare dall'alto la chiesa. I colori della grande tavola che adorna l'altare maggiore, opera di Bernardino Niger, che rappresenta Sant'Agata condotta al martirio. Ma più di tutte colpisce una frase. Non offendere la patria di Agata, poiché è vendicatrice delle offese, quindi una sorta di protezione della patrona della città nei confronti di chiunque voglia in qualche modo offendere o attaccare la città stessa. Si riferisce all'annunciata vendetta di Federico II, che nel 1231 voleva distruggere la città per essersi ammutinata e invece poi decise di risparmiarla, impressionato da questa scritta in latino che trovò aprendo il suo libro di preghiere. Anche la Sicilia piange Sandra Milo, una delle ultime grandi dive, la Sandrocchia di Federico Fellini. Era innamorata della nostra regione, terra d'origine del padre. Il suo sogno era di salire sull'Etna. Francesco Aloi. Sandra Milo non c'è più, una vita lunga 90 anni, finita oggi, ma che certamente ha lasciato il segno. All'anagrafe salvatrice Elena Greco è nata a Tunisi, anche se poi è cresciuta in Toscana. Il papà era siciliano, una regione che lei ha sempre portato nel cuore. La sua vita, dedicata al cinema, fu la musa del grande Federico Fellini, di cui si innamorò. Lui la soprannominò Sandrocchia. Carino, questo non l'abbiamo mai fatto. 8 e mezzo è uno dei tantissimi film che ha fatto, una pellicola del 63 che ottenne molti riconoscimenti, uno per tutti l'Oscar. Ma Sandra Milo ha collaborato con tutti i grandi del cinema, da Roberto Rossellini a Dino Risi fino a Pupi Avati e Gabriele Muccino. Ha fatto anche televisione e teatro. Qui siamo al Massimo di Palermo nel 2018. Con Fellini aveva un grande desiderio, purtroppo mai realizzato. Abbiamo detto, però bisognerebbe proprio vederla, la Sicilia insieme, vedere l'Etna, questo vulcano meraviglioso, il vulcano più affascinante del mondo, veramente. 3 anni fa la vittoria del David di Donatello. Non è mai troppo tardi per ricevere un premio. Grazie! Una grande stella del cinema tra le più luminose che continuerà a brillare sempre. Ciao Sandra, e adesso cambiamo pagina, è ufficiale, il cannolo più lungo del mondo è siciliano. È di 21 metri e 43 centimetri, allestito da questi qua, un centinaio di cuochi provenienti da tutta Italia che si sono dati appuntamento a Caltanissetta, coordinati dal maestro pasticcere Lillo De Fraia. L'iniziativa ha avuto il patrocinio della Regione Sicilia, guardate che capolavoro. Bene, ci fermiamo per qualche minuto, tra poco il calcio con le difficoltà del Catania in campionato, state con noi. Riprendiamo il TG con il calcio, pari e fischi per il Catania che viene fermato in casa dal Monopoli che gioca quasi un tempo in inferiorità numerica. Ciccarelli illude ma i pugliesi non demordono e conquistano un punto prezioso negli spogliatoi, la delusione di Lucarelli. Torino De Mana. I convinti fischi del Massimino sono più che una sentenza. È un pareggio che equivale ad una sconfitta per il Catania che non riesce ad avere la meglio sul Monopoli che in 10 uomini per quasi un tempo si porta a casa un punto prezioso. Briciole per le ambizioni dei rossoazzurri, protagonisti di una prestazione scialba e che segue la sconfitta in Coppa Italia con il Rimini. Si è chiusa nel peggiore dei modi una settimana che rischia di compromettere gran parte degli obiettivi stagionali. Da ricordare e da applaudire soltanto il gol di Ciccarelli che con un destro a giro deposita all'angolino il pallone che vale l'1-0 e il minuto 30 e il Catania in vantaggio. A quel punto sembravano alte le probabilità di vittoria, ma gli imprevisti sono sempre dietro l'angolo, specie quando c'è di mezzo il Monopoli. Il Catania non chiude la partita, anzi Albertoni, subentrato all'infortunato Peters, per lui guai al ginocchio, deve superarsi in più occasioni per mantenere la porta inviolata. La ripresa si apre con l'espulsione di Ferrini che falcia Bois, rosso diretto e ospiti in 10, ma i pugliesi non demordono e nonostante l'inferiorità numerica si spingono
in avanti alla ricerca del pari, che arriva al 70°. Sugli sviluppi di una punizione dal limite battuta da Boulevardi, la palla, respinta dalla barriera, finisce sui piedi dell'indisturbato Bizzotto, che di piatto supera Albertoni. Lucarelli attinge dalla panchina, ma la stanchezza prende il sopravvento, annebbiando le poche e confuse idee degli etnei, a cui non bastano i numerosi cambi. Il Catania, rivoluzionato dal mercato di riparazione, non risolve i suoi problemi, specie al Massimino, dove su 11 gare disputate ha ottenuto soltanto 4 vittorie. Inevitabile alla fine la disapprovazione del popolo rossazzurro e la comprensibile amarezza del tecnico Lucarelli. I fischi sono meritati, c'è poco da dire, li prendiamo e li accettiamo, perché secondo me la squadra è partita anche molto bene. Poi, una volta rimasti in superiorità numerica, probabilmente dal punto di vista fisico abbiamo avuto un calo, e questo ha fatto sì che andassimo un po' in confusione, e poi il resto della partita l'abbiamo visto. Abbiamo avuto anche poco dalle sostituzioni, quindi è giusto oggi, io per primo, in prima fila, a prendersi i fischi. Dopo il pareggio di Torre del Greco, il Messina è atteso da un altro scontro salvezza, questa volta al Franco Scoglio contro la Virtus Francavilla. Sabato prossimo gli assenti squalificati Fumagalli e Ortisi. Sergio Colosi. Il recupero non è banale tra Messina e Turris. Il minuto 96 poi è una sentenza. Accade così che a Liguori i giallorossi hanno ripreso i campani 6 giri d'orologio dopo il 90°, con il 7° centro di Emmausso. Anche all'andata, sempre al minuto 96, era stata la Turris con Nocerino a segnare il gol del definitivo 3-3. Un legno per parte Giannone e Luciani e un'occasione di Emmausso nel 2-2 di Torre del Greco, con la squadra di Modica fuori dalla zona play-out con 3 punti di vantaggio. Dal mercato in prestito è arrivato Marco Rosafio alla sua prima rete con il Messina contro la Turris. È stata sicuramente una partita bella intensa. Abbiamo fatto, secondo me, hanno fatto meglio loro il primo tempo e meglio noi il secondo. Io sono arrivato da poco tempo, sono arrivato da un mesetto, e la caratteristica che ho notato in questa squadra è proprio quella cosa di non mollare mai, di crederci anche magari in dei momenti dove la partita sta andando un po' così, quindi sapevo che dopo il 2-1 era difficile, però sinceramente mi hanno trasmesso anche i compagni e ci abbiamo creduto e siamo riusciti a riacciuffarlo. Ecco. Sabato prossimo al Franco Scoglio sfida salvezza contro la Virtus Francavilla, rilanciata da 4 punti conquistati nelle ultime 2 giornate. Non ci saranno Fumagalli e Ortisi squalificati, mentre potrebbe tornare Firenze dopo uno stop di 2 gare. E noi ci fermiamo qui, l'appuntamento come al solito è per le 20, grazie per essere stati con noi, buon pomeriggio.